numero così rilevante di fenomeni eccezionali in un arco di tempo così ristretto non si registra nella storia. Un'altra ondata di maltempo sta interessando il Veneto, confermata per Venezia una nuova marea eccezionale alle 8:50 di domenica mattina con 1,40 m, ma l'intera regione, dal litorale alla montagna, sarà interessata da precipitazioni intense particolarmente consistenti sulle zone montane e pedemontane. Manteniamo alta l'attenzione, soprattutto nelle zone montane e pedemontane, per il rischio in modo particolare geologico. Piove sul bagnato, come si suol dire, e in questo caso proprio l'esempio pratico: piovendo su un terreno molto bagnato è possibile che ci sia qualche smottamento che si possa creare. Previsti venti di scirocco ed innalzamento delle temperature e del limite della neve con conseguente ingrossamento dei fiumi, anche se non ai livelli dello scorso fine settimana, ad eccezione del Po, dove l'allerta è arancione. Stiamo aspettando che transiti nel suo tratto terminale la piena del Po, ci sarà l'allagamento delle aree golenali, ma non prevediamo ovviamente rischio di esondazione. In ogni caso tutto il sistema è allertato, la sala operativa è aperta, i volontari sono sul campo e quindi l'attenzione c'è come ogni volta che c'è brutto tempo.